Romane, capitolo 14. A carità vedebile. Accogliete mezza voi che scellate rinda fede, senza criticare i pensieri suoi. Uno per fare un esempio, che si può mangiare tutte le cose nate. Invece che è da brutto rinda fede, si mangia solo la verdura. Se uno ha una capacità e si mangia tutte le cose, non criticasse quello che si può mangiare solo certe cose. E chi sta poi non condannasse chi si mangia tutte le cose, perché pure chi si è stato a cuore da Dio. Chi sei tu per ti mettere a giudicare un servo che non sta servendo a te? Se chi si fa buono o malamente che la fatica sua, che sta tocca il padrone suo lo giudicare. Io sono sicuro che farà buona questa fatica, perché non ci sta il Signore che darà una mano. Ci sta chi che pensa che certi giorni fossero meglio all'altro, e ci sta pure chi che pensa che tutti i giorni fossero le stesse. Quello che conta è che ognuno si mettesse a faticare con tutte le forze sue. Chi fa contare un giorno assai più nato, o fa per rendere onore innanzi al Signore, e chi si mangia tutte cose o fa per rendere onore innanzi al Signore. Tanto è vero che chi le rende razzi al Signore. Nessuno di noi campa solo per se stesso o muore per se stesso, perché se noi campiamo per il Signore, e se moriamo per il Signore. E a così tanto che campiamo, che se moriamo, apparteniamo al Signore, perché Cristo è morto e è tornato a campanata volta per essere sempre il Signore, re morto e re vivo. Ma tu, perché giudichi il frate tuo? E tu, perché regni fedenzio, frate tuo? Tutto quanto noi giorni ci abbiamo a presentare innanzi a Dio per essere giudicati da essa. Come ovvero che ai campi, dice il Signore, ognuno si dannucchierà innanzi a me, e ogni lingua renderà rolia sua innanzi a Dio. Ognuno di noi perché essa ha da rendere conto a essa stessa innanzi a Dio. Fermiamola una volta per sempre e ci mettere a giudicare l'uno con l'altro. Non facite scandalo. Non facete mai nessuna cosa che potesse essere occasione, scapizza e scandalo per un frate vostro. Io sono sicuro veramente, come ha detto il Signore, che non esiste nessuna cosa che potesse essere malamente rinda a essa stessa. Se qualcuno pensa rinda a capo sua che quella cosa potesse essere una schifezza, che è una schifezza per essa. Ma se tu per un po' che mangiare fai rumane sconcertato un frate tuo, tu non ti comporti più amore in mezzo a chilo. Non fa inguaiare per un po' che mangiare uno che a Cristo è morto per essa. Tutto quello che è buono per voi non ha da diventare un'occasione, una scartata per frate vostro, perché il regno di Dio non è una questione di mangiare, è un vivere, e invece la salvezza, pace e priezza che viene rindo Spirito Santo. Chi serve a Cristo rindo a questa maniera è apprezzato innanzi a Dio e apprezzato innanzi all'uomo. Mettiamoci per questo a fare tutte quelle cose che fanno aggranire la pace e fanno diventare assai più forte la fede. Non ci mandallate per una questione di mangiare tutte quelle che ha fatto Gesù Cristo. Certo, voi potete mangiare ogni cosa, perché ogni cosa è buona, ma se qualcuno mangiandosi una cosa potesse essere un'occasione e scandalo, e fa affuscare il cervello in un frate suo, chi certamente sta facendo una cosa malamente. Perché se dica a voi, è meglio non mangiare carne, non bere vino, e manca fa qualche cosa che potesse urtare un frate tuo a perdere la fede. Che le capienze rinda a capo tuo, e tienete la stivata per te stesso innanzi a Dio. Viate chi non addiventa un peccatore per tutte quelle che essa scivola. Chi invece si mangia certe cose contro la coscienza sua, chi si è condannato, perché non sta facendo per la fede sua. E tutte quelle che non vengono a rinda la fede è sempre un peccato.